Travolto e ucciso da un pirata, è caccia aperta all'automobilista che ieri sera a Vittorio Veneto ha investito un artigiano di 44 anni, originario della Romania. L'uomo stava camminando lungo il viale Grazioli, era uscito di casa a piedi per comprarsi le sigarette. Veniva spesso sì, perché prendeva il tabacco, tabacco, cartine, veniva abbastanza spesso in una settimana, sì. Improvvisamente un'auto, un'utilitaria italiana bianca, lo ha falciato lasciandolo esanime sull'asfalto. I primi a lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti. Quando i medici del SUEM 118 sono giunti sul posto, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. È morto praticamente sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. L'uomo viveva con il figlio a pochi metri dal luogo dove è stato investito. Queste le parole del giovane. Spero che il colpevole sia alla coscienza, va ai carabinieri a consegnarsi, se no che Dio ha cura di lui in suo modo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto, incaricati ora delle indagini per dare un volto e un nome al pirata. Fondamentali per le indagini sono i frammenti di vetro dell'auto condotta dal pirata e repertati sul posto, ma anche le testimonianze dei passanti. C'è una persona italiana che prende sigaretta, l'hai visto, il cadavere. Poi 2 persone qua con la macchina, anche loro, sentito la butta. I carabinieri lanciano un appello all'investitore affinché si costituisca per non aggravare ulteriormente la sua posizione. Io non vorrei i soldi, io vorrei che il colpevole va in prigione, va per riceversi la pena.